Uno dei piatti più famosi del Veneto nasce da un disastro, non da una tradizione, non da una ricetta, da un naufragio. Siamo nel 1431. Un mercante veneziano, Pietro Querini, parte per le Fiandre. Non arriverà mai. Una tempesta distrugge la nave. L'equipaggio resta alla deriva per settimane, fino a finire nelle isole più estreme della Norvegia. Freddo, fame, isolamento. Poi succede qualcosa di strano. I pescatori locali li salvano e offrono loro un cibo sconosciuto. Pesce essiccato al vento gelido, duro come legno, ma perfetto per sopravvivere. Querini torna a Venezia con quello che sembra un dettaglio insignificante. Non lo è, perché quel pesce diventa perfetto per una cosa precisa: durare nel tempo. E in un'epoca in cui la carne spesso era vietata per motivi religiosi, quel cibo diventa oro. Nasce così il baccalà alla vicentina, un piatto lento, pesante, quasi rituale. Ma il punto è un altro. Ogni volta che lo mangi, stai mangiando qualcosa che esiste solo perché un uomo non è morto in mare. E se quella tempesta fosse andata diversamente, oggi questo piatto non esisterebbe nemmeno.